Con Andrea Testa, presidente del Checco dello Scabricolo, partita pareggiata dal Checco che si è fatto rimontare per la seconda volta consecutiva, la seconda partita consecutiva, il risultato. Diciamo, la partita è stata, premettiamo, è stata una partita stupenda, giocata bene tutte e due le squadre e lo sapevamo che comunque si incontravamo una squadra forte perché i punti ce l'hanno, gli stessi punti nostri, quindi chiaramente c'è del rammarico, però andiamo avanti e come dice Sarri è una, è una maratona, sono tante partite, quindi chiaramente andiamo avanti, ma chiaramente c'è un po' di rammarico, però accettiamo il risultato del campo perché bisogna sempre accettare quello. Abbiamo visto che io personalmente ho visto il Checco dello Scabricolo, a inizio stagione giocava una partita molto opaca e l'ho visto oggi. Sei d'accordo con me che questo Checco è tornato a veramente poter pensare molto in grande? Secondo me giocate anche meglio rispetto all'anno scorso. Sicuramente giochiamo un buon calcio, però chiaramente forse pecchiamo in qualche calo di tensione, infatti i risultati dimostrano, sia col Cottro che stasera ci siamo fatti recuperare, quindi non è da noi, però che comunque sia, ci sta, però chiaramente ci sarà tempo, stiamo soltanto alla quarta giornata, quindi ci sarà tempo per oleare tutti i meccanismi. E è ritornato Marazzina, c'è uno spaziale in grande forma, e quindi chiaramente siamo contenti della partita e del risultato, diciamo alla fine. Ti faccio l'ultima perché l'ho fatta anche lui e per correttezza devo Sì. farla anche a te. Com'è vedere Cicala dall'altra parte del È un campo? dispiacere, però siamo contenti che è stata la Roma Calcio 8, che sono amici, quindi chiaramente ci fa piacere. Chiaramente ha dato equilibrio e importanza alla Roma Calcio 8 come un giocatore della sua qualità e della sua classe sa fare. Grazie Andrea. Grazie a te.